Ci troviamo al Festival della Dottrina Sociale, 13ª edizione per questa kermesse che si svolgerà fino a domenica 26 di novembre, iniziata, nel tardo pomeriggio del 24 di venerdì. Oggi tanti temi sul tavolo, molto delicati, molto complessi, in particolare, nella sala plenaria, si sta svolgendo in questo momento un convegno dedicato al fine vita, quindi anche questa è una tematica molto attuale, della quale ci hanno parlato i relatori, il vescovo, anche il vescovo Monsignor Domenico Pompili. Oggi parliamo di fine vita, che è un tema importantissimo, molto attuale. Ecco, quanto è importante affrontarlo da tanti punti di vista come oggi, quindi etico, medico. Sì, è importantissimo perché è un tema che da molti anni attanaglia le coscienze delle persone e che a mio parere ha soprattutto un obiettivo che è quello di intensificare tutto quel vasto mondo che ha a che fare con le cure palliative, che è il vero modo di accompagnare le persone ad un momento molto delicato nel quale è necessario soprattutto prendersi cura della persona che se non è, guaribile è comunque curabile. Il tema che andiamo a trattare è un tema estremamente importante e dobbiamo quindi spostare l'attenzione dalla malattia alla persona, quindi il paziente al centro del percorso di cura. E questo naturalmente ha tutta una serie di implicazioni importanti e cogenti anche per quanto attiene al fine vita. Sono anni e anni che la classe medica sta affrontando e cerca un po' di risolverlo. Ovviamente in questo periodo la politica ha acceso i riflettori. Noi non vogliamo assolutamente discutere di come fare, come comportarci e quali sono le soluzioni, vogliamo solo esporre una via percorribile. Insomma, tante idee sul tavolo, tematiche anche di cui parlare, di cui discutere, ma non solo, perché poi nel corso della giornata saranno diversi i tavoli di lavoro, in cui saranno affrontate altre tematiche, altri argomenti molto importanti e ricordiamo che quest'anno, appunto, si parla di ricerca, imprenditoria e sport per il bene comune durante questa 13ª edizione del festival.